di Catania per capire cosa? Intanto per esprimere apprezzamento al Presidente di Sarcina per il lavoro che sta compiendo nell'ambito della sua circoscrizione territoriale. Sono strutture portuali significative, da Augusta a Catania. La capacità di reggere la competizione con una rete portuale che nel Mediterraneo diventa sempre più robusta. Penso ai paesi del Nord Africa, penso ai paesi del Medio Oriente. Il mare è tornato ad essere protagonista e la competizione si vince con una rete portuale adeguata, innovativa, dove la digitalizzazione, l'elettrificazione delle banchine, il retroporto, la efficienza dei servizi rende tutto più competitivo in un contesto agguerrito. Catania, la Sicilia possono diventare riferimento nel trasporto di merci e di persone, possono distinguere e diversificare le funzioni a seconda della vocazione, quella commerciale per Augusta, quella peschereccia e turistica per Catania. Sono in programma lavori particolarmente significativi. Come governo stiamo lavorando assieme al Ministero delle Infrastrutture alla riforma dei porti. Vogliamo che questa città, questa nostra città, riacquisti il protagonismo nel suo rapporto con il mare. Che economia può muovere un progetto del genere proprio basato sui porti? Tenga conto che oggi l'economia del mare cresce soprattutto nelle regioni del sud. Per darle un dato nazionale, si tratta di 250.000 imprese, quasi 1 milione di addetti e un valore al PIL nazionale di circa il 9%. Insomma, le regioni del Mezzogiorno d'Italia possono con il mare giocare la carta vincente. Ed è questo il dato che emerge negli ultimi 3-4 anni. Catania, per la sua storia, per la sua tradizione marinara, non può restare indietro. Ecco perché da Ministro per la politica del mare io sono in giro per l'Italia per sopralluoghi, per confrontarmi con i presidenti delle autorità di sistema e non potevo non farlo nella mia città. Alcuni mesi fa l'ho fatto ad Augusta, oggi a Catania. E sono convinto che qui ci siano tutte le condizioni perché Catania si possa riappropriare della sua tradizione marinara con una infrastruttura che deve essere all'altezza del compito. Puntiamo sul turismo crocieristico, puntiamo in Sicilia sul turismo costiero, sul diportismo, e mentre Augusta può diversificare il suo ruolo per la naturale vocazione commerciale. Ci vorrebbero investimenti nuovi anche, no? Sì, e sugli investimenti nuovi l'autorità di sistema sta progettando e realizzando. Ci sono procedure particolarmente lente, ma alcuni sono fondi del PNRR che quindi debbono vedere le opere completate entro il 2026, ma devo dire che ci sono tutte le premesse, tutte le condizioni perché il mare torni ad essere per la Sicilia e per Catania la risorsa che finora è mancata. A Trento ha detto che il Mar Mediterraneo è il mare addirittura più malato al mondo. Come lo curiamo? Sì, se potesse parlare lo direbbe: aiutatemi, aiutatemi. Milioni di tonnellate di plastica e microplastica, centinaia e centinaia di chilometri di reti abbandonate, i fiumi che si riversano nel mare, fiumi inquinati perché assorbono i veleni delle aziende lungo lo sviluppo dell'asta fluviale, l'innalzamento della temperatura che ha introdotto nuove specie aliene, la erosione delle coste. Beh, ditemi se dopo tutto questo il mare non è un elemento inquinato, un elemento che sta male, eppure è un elemento essenziale nell'equilibrio della natura. Ecco, ma la cura quale può essere?
Grande senso di responsabilità da parte dei cittadini e un intervento più efficace da parte delle istituzioni, ognuno con il proprio compito. Le navi, per esempio, ormai vengono realizzate con una alimentazione, diciamo, ibrida. Non esiste un carburante alternativo a quello di origine fossile, non esiste ancora un carburante del tutto green. Sappiamo che su questo fronte la scienza e la tecnica sta lavorando, anche se ci vorrà del tempo. A proposito